So just leave me alone. Vi dà il benvenuto ad una importante tappa di selezione di una delle manifestazioni di bellezza più importanti del mondo. Per la precisione la seconda più importante e l'unica seguita dalle Nazioni Unite, perché si fa portavoce della salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento. Signore e signori, benvenuti a Miss Earth Italy! Questo concorso è partner delle Nazioni Unite con cui collabora per promuovere la coscienza ambientale. Oggi siamo ospiti qui nella provincia di Venezia, al Park Hotel di Venezia, in collaborazione con la Proloco di Pisani Stra, a cui va il nostro più grande applauso. Il nostro patron, che è appunto amministratore delegato per quanto riguarda il concorso in Italia, Tiziano Tescaro, sta facendo un grandissimo lavoro e allora io direi che possiamo fargli un grande applauso per questo impegno. Detto questo, vado quindi ancora una volta a ringraziare l'Hotel Park Venezia per essere qui e appunto per sostenerci in questa bellissima impresa, in questa tappa. E ringrazio il presidente della Proloco di Stra, ovvero il dottor Marco Bullo, e il vicepresidente, il dottor Roberto Leo Bordetto. Loro sono presenti qui in giuria e più tardi avrò il piacere di presentarvela appunto per intero. Detto questo, vi informo che adesso vedremo sfilare le bellissime miss che partecipano a questa manifestazione di bellezza qui in Stra, prima in costume da bagno e poi seguirà un'uscita in abito elegante. Sarà proprio in abito elegante che verranno premiate. Per questa sera sono previste ben 7 fasce e 5 corone. Ma adesso direi di cominciare immediatamente con la manifestazione di bellezza presentandovi tutte le miss partecipanti. E allora mi metto qui in posizione e partirei dalla prima. E allora cominciamo questo concorso di bellezza conoscendo la prima miss, ovvero Sofia. Lei viene da Padova, studia medicina e il suo sogno è quello di laurearsi. Sfila per noi con il numero 1, Sofia. Numero 2, lei è Gloria, viene da Padova.
Padova. Proseguiamo con la numero 4, Beatrice, anche lei di Padova. Andiamo avanti con la numero 5, lei è Lisa, anche lei viene dalla provincia di Padova. Numero 5, Lisa. Proseguiamo con la numero 6, Silvia di Vicenza. Indossa il numero 7, Gloria, anche lei della provincia di Vicenza. Con il numero 7, Gloria. Il numero 8 è di Nicole. Nicole viene da Venezia. Nicole. Indossa il numero 9, Gaia di Stra. Con il numero 9, Gaia. Con il numero 10 invece abbiamo Giorgia, anche lei è di Strano. Il numero 10 Giorgia. Indossa il numero 11 Agata di Mestre. Con il numero 11 Agata. Proseguiamo con la numero 12, lei è Camilla. Camilla viene da Vicenza e studia biologia. Il numero 12 Camilla. Proseguiamo con la numero 13, Scilla. Scilla viene da Mira, Venezia. Il numero 13, Scilla. E si prosegue con la numero 14, ovvero Salli. Salli è di Bologna. Con il numero 14, Salli. Prosegue con il numero 15, Martina. Martina viene da Venezia. Con
ovvero Sara. Sara viene da Padova. Con il numero 18, Sara. Si va avanti, la numero 19 è Eliana. Eliana viene da Padova. Numero 19, Eliana. Indossa il numero 20, Lucrezia, che viene da Padova. Il numero 20, Lucrezia. Il numero 21 appartiene a Daniela questa sera, che viene da Treviso. Con il numero 21, Daniela. Andiamo avanti e conosciamo la numero 22, ovvero Gioia. Gioia è di Stra. Con il numero 22, Gioia. Con il numero 23 abbiamo Reca di Gorizia. Con il numero 23, Reca. Sono tantissime le liste, si prosegue con la numero 24, Giorgia di Vicenza. Con il numero 24 conosciamo Giorgia. Indossa il numero 25, Fatima di Padova. Il numero 25, voi tutti, Fatima. E concludiamo con la numero 26, ovvero Fabiana di Vicenza. Con il numero 26, Fabiana. Le meravigliose partecipanti di questa selezione qui al Parco Hotel di Venezia presso Stra di
il dottor Marco Bullo, presidente della Proloco di Pisani Stra. Buonasera e grazie per l'ospitalità. Il nostro ringraziamento viene esteso anche al vicepresidente della Proloco di Pisani Stra, ovvero il dottor Roberto Leopoldetto. Buonasera e grazie. Poi abbiamo in giuria l'avvocato Emanuele Compagno, nonché vicepresidente provinciale della Proloco Veneziano. Buonasera e grazie di essere con noi. Si prosegue, do il benvenuto in giuria anche a Sandro Ormetto, responsabile tecnico Centro Quote Stra. Buonasera. E ancora, il nostro benvenuto va anche al dottor Antonino Ciappa, pneumatologo dell'ospedale di Dolo. Buonasera. Sempre in giuria abbiamo anche la bellissima Donatella Veda, la cantina italiana di Caniraio. Buonasera Catinura. E ancora la signora Antonella Malvestio, titolare dell'agenzia Pix Viaggi di Vico Novo. Buonasera Catinura. E do il nostro benvenuto anche a Massimo Pullo, DJ Max di Radio Allegria. Buonasera. Un speciale benvenuto va anche a Sonia Borgonovo dell'Isola dei Famosi. Buonasera e benvenuta. E per finire un'altra bellezza, Maura Cappellesso, la contessa a bordo TV di Uomini e Donne. Buonasera e benvenuta. Ringraziando la giuria, a cui auguro di fare un lavoro eccellente, mi raccomando votate da 1 a 5 per ogni uscita. Un lavoro con divertimento, privato di occhi. Quindi ricominciamo dalla numero 1, Sofia, la provincia di Padova. È una studentessa di medicina che desidera laurearsi, quindi con il numero 1 rivediamo in abito elegante questa volta Sofia. Con il numero 2 abbiamo Gloria, che lei è di Padova, studia al liceo delle scienze umane e il desiderio è di laurearsi in psicologia. Indossa il numero 3, una miss dal nome originale, Argentina. Lei è di Padova, studia al liceo delle scienze umane e il desiderio è quello di viaggiare per tutto il mondo. Proseguiamo con la numero 4, lei è Beatrice, anche lei è della provincia di Padova. Studia all'Istituto Tecnico Turistico, il sogno di diventare una modella. Con il numero 4, Beatrice. Ed avanti con la numero 5, lei è Lisa. Anche lei viene dalla provincia di Padova, è una studentessa come molte altre miss, il sogno di diventare una modella. Con il numero 5, Lisa.
numero 8, ovvero Nicole. Nicole viene da Venezia, studia al liceo linguistico e il sogno è quello di apprendere lingue orientali e diventare interprete. Con il numero 8, Nicole. Proseguiamo con la numero 9, Gaia. Studia lingue e ha desiderio di viaggiare per tutto il mondo. Pronto, Gaia. Andiamo avanti con il numero 10, lei è Giorgia. Anche Giorgia è distratta. È una laureanda che ha il desiderio di creare molte relazioni internazionali. Con il numero 10, Giorgia. È indossato da Agatha. Agatha è un maestro, studentessa dell'Istituto di Londra. Il suo desiderio è diventare attrice. Con il numero 11, Agatha. Appartiene a Camilla. Camilla è di Vicenza, è una studentessa di biologia. Il sogno è quello di fare l'università di medicina. Con il numero 12, Camilla. Numero 13 è Scilla. Scilla viene da Mira, provincia di Venezia. Studentessa del liceo scientifico. Il sogno è quello di diventare ingegnere aerospaziale. Con numero 13, Scilla. È di Sally. Sally è di Bologna. Ha moda e desiderio è quello di diventare una modella. Con il numero 14, Sally. Numero 15 invece abbiamo Martina di Venezia. Lei studia marina mercantile e il desiderio di diventare ufficiale. Con il numero 15, Martina. Seguiamo con la numero 16, ovvero Lisa. Lisa viene da Treviso, studia psicologia e ha desiderio di diventare una designer. Con il numero 16, Lisa. Ovvero Alice. Alice viene da Padova, anche lei è una studentessa del liceo scientifico e il desiderio è quello di diventare scenografa. Con il numero 17, Alice. Numero 18 appartiene a Sara. Sara è di Padova, è una studentessa con il desiderio di diventare modella. Con il numero 18, Sara. Lei è Eliana, viene da Padova, anche lei è una studentessa con il desiderio di vincere il premio della letteratura. Con il numero 19, Eliana. Siamo con il numero 20, ovvero
numero Lucrezia viene da Padova, studia cultura della moda e il desiderio è quello di trovare lavoro proprio in questo settore, il settore della moda. Con il numero 20 Lucrezia. Appartiene stasera a Daniela di Treviso. Lei studia psicologia e desideria di diventare neuroscienziata. Con il numero 21 vediamo Daniela. Con la numero 22, ovvero Gioia. Gioia è distratta, studia all'Istituto Alberghiero e desiderio è quello di aiutare i cani animali. Con il numero 22, Gioia. Con il numero 23 invece abbiamo Reca di Gorizia, una studentessa con il desiderio di diventare modella. Prossima al numero 23, Reca. Giorgia di Vicenza che studia amministrazione e marketing, il sogno è di specializzarsi proprio in economia. Con il numero 24 Giorgia. Concludiamo anche l'uscita elegante con la numero 26. Lei è Fabiana, viene da Vicenza, è una studentessa con il desiderio di diventare modella. Ha vinto per il numero 26, Fabiana. Queste sono le splendide Miss che partecipano alla selezione di Miss Earth qui in Stra, nella provincia di Venezia. Ci troviamo all'hotel, al Parco Hotel di Venezia, dove ringraziamo anche la Proloco di Pisani Stra per questa collaborazione. Questo ringraziamento speciale da parte mia di tutto lo staff, ad uno che se ne intende di moda perché appunto è stato modello, Eros Samson. Grazie all'inizio supporto della Lucrezia stesso del nostro concorso e naturalmente io per questo le ringrazio e ringrazio poi le Miss che sono state davvero in questa tappa splendide, meravigliose. Dunque avanti, forza, contiamo su di voi. Grazie. Vorrei anche salutare una mia amica e collaboratrice che questa sera qui con me è Augusta Deni, una metà partita che per in pratica ha aiutato nel gestire l'inizio della ragazza. Grazie per il vostro lavoro, svolto davvero al meglio. Complimenti. Ma adesso vorrei che ne parlassimo un pochettino di più con colui che è il responsabile di questa manifestazione di bellezza per quanto riguarda l'Italia. E allora accogliamo con un grande applauso Tiziano Tescaro. Buonasera.
Buonasera patron! Ciao carissima, è sempre un piacere, tu lo sai, una gioia quando presenti perché sei professionale al massimo e veramente una professionista ormai affermata in tutta Italia, si può dire. E voglio ringraziare poi tutte le strutture, le ragazze sopra hanno i piedi che sono a pezzi e per questo le abbiamo rimandate su. Qui siamo nella terra dei dogi, qui siamo nella storia. Il territorio offre il meglio in questo caso, complimenti. Grazie a Tiziano, grazie anche a Sonia. Tantissime le miss che partecipano anche questa sera. La prima fascia verrà consegnata dal dottor Antonino Ciappa, che vorrei chiamare qui vicino a me. Grazie davvero di essere con noi. Allora, carissimo dottore, questa fascia è Miss Earth Cappirano e va esattamente al numero 7. Allora, si prosegue e chiamiamo adesso qui il vicepresidente della Proloco, Roberto Leo. Eccolo qua, la sua simpatia. Bellezza, simpatia e operosità direi. Allora, andiamo a consegnare la fascia nel sesto posto Miss Earth Cantina Italiana, esattamente alla numero 10. Ricordiamo che si chiama Giorgia, che è completissima secondo di questa bella produzione, sicuramente è uno spettacolo. Complimenti davvero. Continuiamo con la premiazione e adesso chiamo qui l'avvocato Emanuele Compagno e anche il giornalista tra l'altro. Eccolo qui, buonasera. Buonasera, buonasera. Come è fatta bellezza tanta eleganza questa sera, come state bene? Certo, niente da dire, dai, abbiamo cercato di premiare la migliore. Grazie per la tua partecipazione. Allora, assieme andiamo a premiare Miss Fire. Qui abbiamo fascia e anche corona. La corona è sponsorizzata dalla Proloco. Questa fascia va esattamente alla numero 8. Qui la nostra bellissima Miss numero 8. Ringraziamo naturalmente Emanuele, la Miss che si chiama Nicole. Nicole si è emozionata, altissima e bellissima, lo vediamo. Abbastanza, è la prima volta che complimenti davvero. Noi ti vogliamo vedere sfilare, anche se naturalmente lo spazio è poco, ma vogliamo vedere con la tua bellezza. Ecco a voi la Miss che segue.
perché a livello internazionale poi vengono consegnate quattro fasce che sono rappresentative dei quattro elementi della terra. Questa bella fascia e anche tra l'altro la corona, bellissimo, va esattamente alla numero 1. Ringraziamo Fabio e chiediamo questa bellissima miss il suo nome. Mi chiamo Sofia Paladio e vengo da Padova. E sei anche emozionata e altissima. Sì, è vero? Sei contenta di questa fascia, di questa corona, quindi della tappa di Venezia? Sì, è sempre un onore e un piacere fare queste esperienze, è molto bello. Quando si dice mezza altezza, mezza bellezza, è un pochino è vero, non sempre, ma a volte è vero. Ti vediamo sfilare per una volta per me. Sofia. Torna a trovarmi la bellissima Sonia Borgonovo insieme a Maura Cappellessola, la contessa, quindi due bellezze che hanno avuto un'esperienza televisiva. Allora insieme andiamo a consegnare la fascia e la corona a colei che si aggiudica questa sera, diciamo così, il terzo posto, ovvero Miss Earth. Allora questa fascia e questa corona vanno esattamente alla numero 15. Con il quale andiamo a premiare la seconda classificata. Eccolo qui, professore, buonasera, ben trovato. Volevo dire questo, siete tutte belle, tutte carine e per noi è stata una cosa difficilissima. Allora, al secondo posto abbiamo la fascia Miss Earth Stra, fascia e corona, ricordiamo corona sponsorizzata dalla Proloco, e premio Michelangelo Conca al numero 9. Sei davvero prezioso per chi lo staff. Complimenti a questa bellissima ragazza di cui ricordiamo il nome. Allora, Gaia al secondo posto, meritatissimo a seguire dall'applauso, sono tutti molto contenti. Noi ti auguriamo davvero il meglio. Complimenti a te, sfilate come per noi. Il presidente della Proloco, Pisani Stra, Marco Bullo, e chiamo anche Tiziano Tescaro. Anche in questo caso consegniamo fascia e corona.
infine la splendida corona colorata. Ringraziamo il Presidente, ringraziamo anche Cristiano, Michelangelo. Come ti senti, Elena? È la prima volta che partecipi a una manifestazione di bellezza? La seconda volta in realtà, però non mi è stata la parte del piacere di farlo, di conoscere, di scusa, però non mi siete mai